Presidente, allora i dati di bilancio del 2017 sono positivi. Sono molto soddisfacenti, il gruppo è cresciuto bene di 7,1%, un andamento estremamente positivo e anche l'Italia ha dato un contributo enorme a questo sviluppo. In Italia abbiamo raggiunto un fatturato di più di 2 miliardi di euro con una crescita di 4,5 e in un paese dove diciamo, la situazione economica non è il massimo per adesso almeno, è un risultato molto molto positivo. Anche il numero dei dipendenti, avete fatto un sacco di nuovi negozi e avete aumentato il numero dei dipendenti. Ogni anno noi facciamo sviluppo, questo è importante per un'azienda del commercio alimentare e quest'anno abbiamo assunto 264 nuovi dipendenti sia nei negozi esistenti ma anche questi di nuova apertura. E ci sono anche molti investimenti, mi pare oltre 149 milioni adesso per il 2018. Noi facciamo ogni anno investimenti fra 80 e 120 milioni di euro, soprattutto per lo sviluppo dei negozi, ristrutturazioni dei negozi è difficile, ma quest'anno si aggiunge anche il nostro polo logistico che vogliamo creare a Monselice e quindi arriveremo nel 2018 a 150 milioni di euro circa. Avete anche della merce che prima della scadenza viene donata alle Onlus, oltre 200 Onlus hanno ricevuto molta merce nel 2017. Hanno ricevuto molta merce, noi abbiamo dato nell'anno passato merce per un valore di quasi 6 milioni di euro, 5,9 milioni di euro a queste organizzazioni che fanno un lavoro molto molto importante secondo noi. Sono 2 milioni di pasti quindi. 2 milioni di pasti è qualcosa bene da mangiare, sì. Comunque lei sottolineava, siete una grande famiglia, ci sono pochissimi dipendenti che si licenziano nel corso dell'anno, quindi è soddisfatto di questo? Sì, è veramente così, anche se alcuni dicono che non si può dire che siamo quasi come in una famiglia, ma è veramente così, che non tutti forse, ma 98%, 97% si sentono come in una famiglia. Cerchiamo di sempre migliorare questo clima di collaborazione. Senta, voi siete anche in Friuli, per il Friuli è una terra che vi dà soddisfazioni? Sì, secondo me in Friuli vive un popolo molto diligente e sa bene, molto bene mangiare, anche bere e questo è importante, lo faccio anche io e siamo molto contenti dei nostri colleghi in Friuli e anche dei nostri negozi in Friuli. Lei si occupa di logistica, in questo periodo le autostrade e il traffico è sempre più congestionato. Voi come state lavorando in questo periodo? Ma intanto aggiungiamo anche la neve perché ci è bloccata anche la neve. No, stiamo andando bene e vediamo un aumento del traffico rispetto a qualche anno fa, soprattutto sull'A4 e cerchiamo ovviamente di ottimizzare i trasporti viaggiando anche la notte, meno disturbo. Aumenta la difficoltà di entrare nelle città, abbiamo parlato di negozi piccoli in centro ma abbiamo bisogno di mezzi proprio ad hoc per andare in centro e poi vediamo ovviamente sull'A4 sempre il cantiere che è un cantiere molto molto lungo, non so quanti chilometri, saranno 20-30 chilometri, l'ho fatto anche ieri sera. Sì, è un cantiere impressionante anche che ovviamente in questo momento qua è una situazione molto difficile perché ovviamente tu così senza emergenza è un problema, ma lo vediamo ovviamente positivo perché credo che la terza corsia è estremamente necessario, soprattutto per il flusso est-ovest è fondamentale e vediamo l'aumento del traffico che secondo me porterà ancora più problemi se non viene realizzato velocemente il cantiere. Io spero ovviamente che finisce al più presto possibile, non conosco adesso le tempistiche, ma ancora un anno, sarà un anno duro, ma dopo sicuramente sarà un grande aiuto alla nostra viabilità. Voi avete anche in progetto, ormai state cominciando, un nuovo centro logistico che non andrà comunque a inficiare quelli che sono già esistenti in Friuli e in Trentino Alto Adige. Sì, noi abbiamo in pianificazione un progetto logistico che deve centralizzare
alcune piattaforme che abbiamo un po' sparso e soprattutto con le dimensioni ridotte rispetto a quello che è il sviluppo, soprattutto l'Emilia Romagna sia dal punto di vista fatturato sia dal punto di vista numerico ai clienti sta crescendo molto e dobbiamo rinforzare, diciamo, la nostra logistica. Il concetto prevede la permanenza di piattaforme già esistenti a Udine e a Bolzano e ovviamente a Monselli c'è dopo un polo che aumenta la concentrazione anche di tutto quello che oggi è ancora in consegna diretta verso i negozi, in modo tale che abbiamo la filiera controllata a 360 gradi. Bene, grazie.